Siamo a Vicenza davanti alla sede principale della Guardia di Finanza. Vi ricordate questo video che vi facciamo vedere adesso che ha avuto un sacco di visualizzazioni? Guardatelo perché ci sono delle grosse novità che vi diciamo dopo. Buongiorno a tutti, trasmettiamo in diretta. Siamo qui di fronte a Vicenza, di fronte alla sede della Guardia di Finanza con l'avvocato Rinaldi e con Daniele. Stiamo andando a depositare integrazione sull'LCA di Veneto Banca, sull'esposto che abbiamo già fatto, per cercare di capire dove sono andati a finire i soldi dei crack delle due banche venete. Le novità sono queste. Questo è l'articolo del Sole 24 Ore uscito questa settimana in merito a quel video e vi leggo solo le prime righe. Questo ufficio ha delegato accertamenti preliminari alla Guardia di Finanza, il cui esito non ci è ancora pervenuto. A dirlo e a scriverlo in una nota è il procuratore di Treviso Marco Martani. Quindi grosse novità, la Guardia di Finanza è stata mandata dalla procura per accertare quello che noi abbiamo richiesto, far chiarezza dove sono finiti i soldi delle LCA delle due banche venete, perché rinnoviamo, c'è un imprenditore che ad esempio sul debito ha avuto un grossissimo sconto, ma poi ci sono altre vicende oscure che stiamo cercando di far diventare più trasparenti. Proprio per questo motivo è necessario che continuate a seguirci e che date like a questi video.